Dovremmo avere, chiedo alla regia, rieccoci a Primus Inter Pares, perché anche durante la pubblicità ovviamente i ragionamenti su questa grave crisi di medici e di infermieri prende banco anche durante il periodo pubblicitario. Allora, dovremmo avere delle grafiche che riguardano i medici che mancano in Veneto, poi anche gli infermieri che mancano in Veneto e i contratti di medici durante l'emergenza Covid. Eccolo che vedete. Dunque, medici sono 1150 medici ospedalieri, 600 medici di base, 800 medici di base in pensione entro 3 anni, e qui davvero è una situazione, sarà una situazione, e io non vi do più è colpa vostra, e dico perché è colpa vostra nel senso ovviamente che non è una colpa, è per cercare di risolvere un problema che è di una gravità inaudita. Questi numeri sono anni che sono in Regione. Se c'è una volontà politica è difficile poi dopo scardinarla, perché a questo punto, visto che appunto sono anni... Ma Bruce, secondo lei è una volontà, cioè, praticamente lo Stato dice, la sanità, noi siamo uno dei pochi stati dove la sanità è un carico a carico pubblico e vogliamo quantomeno ridurla, sto dicendo uno dei pochi, e vogliamo ridurre questo costo che ha delle perdite di miliardi di euro, vogliamo ridurlo e dobbiamo far sì lentamente, innocuamente, non so che termine usare, far capire alla popolazione italiana, che poi tanto deficiente non lo è, di far capire che devono pagare se vogliono venire in ospedale. Se c'è un morto, e in effetti voi siete medici, io ricordo che una volta per un'operazione ti tenevano dentro un mese, oggi ti fanno uscire dopo 2 giorni che sei magari ancora bistrattato. E no, ma questo è un po' diverso, perché adesso c'è una tecnologia, è un po' non è che ti mandano via perché devono ridurre i ricoveri, non ti mandano via perché c'è una tecnologia e metodi di intervento che te lo permettono. Però ecco, quello che ha detto è fondamentale, perché lei adesso ha detto c'è un morto e sappiamo chi è il colpevole e chi è l'assassino. E mi spiego meglio. Allora, se la volontà politica, perché vede l'Italia è veramente uno dei paesi in cui sembra che i pazienti non paghino la sanità, ma con le tasse che paghiamo, altro che se la paghiamo la sanità, non è vero che la sanità è gratuita, la paghiamo tutti. E rispetto ai paesi europei che hanno lo stesso sistema, sono quelli che investono però in più rispetto al PIL, perché l'Italia spende pochissimo rispetto al PIL. La metà di quello che spende la Germania, che investe di più nella sanità, poi l'abbiamo visto anche durante il Covid, durante tutte le rianimazioni che loro avevano e che noi non avevamo. Quindi c'è un colpevole. Ed è un colpevole che è appunto la politica, che ha tagliato negli anni, si è svegliata col Covid, però non torna indietro, perché se la volontà politica è quello di far uscire fuori dall'ospedale pubblico, è quello di finanziare la sanità privata come hanno fatto in Lombardia e come si sta verificando anche in altre regioni, perché non esiste più il privato puro, esiste il privato convenzionato, che è sempre noi che paghiamo cittadini, cioè la regione. Poi sfido ad andare a chiudere dei poliambulatori privati convenzionati perché devo investire in più sull'ospedale. E poi dopo faccio delle disoccupazioni, che è un problema sociale. Per cui nel momento in cui è andata avanti questa situazione è difficile tornare indietro, però i cittadini devono saperlo. Quando vanno a pronto soccorso e aspettano ore, quando vai in una sala di degenza e tu suoni e l'infermiere non arriva, non è che perché l'infermiere si sta grattando la pancia, ma perché ne ha altri 50 che suonano il campanello e non ce ne sono abbastanza di infermieri da creare assistenza. Questo è un problema dei cittadini e quindi i cittadini poi devono rivolgersi anche alla politica. I medici, andiamo via dall'ospedale, punto. Non andiamo a fare sciopero, andiamo via dall'ospedale come sta succedendo tutt'oggi. Lei lo stesso l'ha detto, no? Noi non abbiamo esempi di medici di base che sono specialisti, oppure pediatri che sono specialisti che dicono beh, vado a lavorare in ospedale. No, io ho medici pediatri, ho medici del pronto soccorso che con la legge che c'è vecchia dicono no, vado a fare il medico di base, vado a fare il pediatra di liberazione. Ci sono 6 medici da Campo San Piero che sono licenziati pediatri per andare a fare i pediatri sul territorio, perché è una questione non solo di valorizzazione, è questione di denunce, è questione di assicurazioni che devi pagare, di qualità della vita. Tu non ti programmi la vita in questo modo e quindi è chiaro che poi dopo tutto si riverbera. Detto tutto questo, che l'ho sentito in maniera molto ampia in questa trasmissione, cosa bisognerà fare?
Lo chiedo a Grande, cosa bisogna fare a Grande? Perché io dopo Crisara ha detto se dice ancora è colpa nostra mi arrabbio. Vabbè, allora non è colpa vostra. Quindi cosa bisogna fare? Io penso perché se voi continuate da anni sì, a predicare nel deserto, sul deserto come meglio volete chiamarlo, definirlo, e non avete un riscontro, perché mi sembra di aver capito che in questi 2 anni riscontri ne avete avuto pochi, mi sembra, Crisara mi sembra, quindi guardi, spiegatemi la soluzione qual è, se ce n'è una. Prima si parlava appunto che in anni passati c'era stata... Se no mi domando, sono cattivo con voi, cosa servite a fare? Ah no, certo. No. Perché la domanda è provocatoria e non offensiva, non mi permetterei mai, perché parto dal presupposto che sono convinto che un'azienda deve esserci la proprietà e un sindacato, e tra di loro si discute per raggiungere il bene dell'azienda sotto un aspetto di proprietà e sotto un aspetto di lavoratori. È così che si guarda il futuro, almeno credo, sì, spero. Se i rapporti fossero così, ma in mezzo alla sanità pubblica c'è la politica. Esatto, c'è la politica. E quindi in virtù di questo... Non ho mica solo il datore di lavoro. No, ho capito, io ho fatto ho semplificato nel concetto, e quindi? E quindi, stavamo dicendo, prima il dottor Avruscio parlava di errata programmazione negli anni precedenti. Adesso prendiamo proprio i dati dell'ULSS 6 di questi giorni. Cioè l'ULSS 6, l'amministrazione, ha fatto una richiesta, ha detto io per il piano triennale 2022-2024 il mio fabbisogno è di 400 tra personale del comparto, nella sua totalità. Gli hanno bocciato appunto questa richiesta e quindi il problema è puramente della politica che non ascolta. Il sindacato, il loro fatto, quello che doveva fare il sindacato. Ma lei cosa fa, Grande? Lei ovviamente bocciano la richiesta, lei cosa fa, che è il responsabile di tutti il reparto che ha fatto richiesta, no? È responsabile, che dovrebbe dare il benessere a chi c'è. Ci rivolgiamo direttamente anche noi in regione per chiedere conto, perché comunque non è un problema in primis anche degli infermieri, ma un problema del cittadino che non trova risposte nei tempi congrui. Ho capito. E quindi la nostra funzione è adesso, una volta che l'amministrazione ha dimostrato che la sua parte l'ha fatta, noi andiamo direttamente in ragione, capisce? A battere i pugni sul tavolo, perché lo facciamo per gli infermieri, ma lo facciamo anche per i cittadini. Beh, certo, sicuramente sì. La Regione mi ascolterà, darà credito? Guardi, Direttore, io ripeto, insomma, prendo il merito come AMPO, perché sono anni che mi sto battendo per questo discorso degli stipendi padovani. Ebbene, grazie a queste pressioni c'è stato un emendamento della Regione, non è sufficiente, però almeno c'è stato, ma grazie a questa battaglia che è stata fatta a livello sindacale. E in questa trasmissione ho iniziato proprio anni fa a dirlo, in queste variazioni di stipendio, pubblicando anche le tabelle. Almeno qualcosa ci siamo riusciti, perché nel momento in cui si esce fuori nei mass media, nei giornali, si pubblica, il cittadino prende coscienza. Il medico, per dirle, non sa neanche leggere la busta paga, ma non lo so leggere neanche io, voglio dire. Il medico non si preoccupa dello stipendio, ma neanche lo guarda, non guarda neanche l'orologio. Mi creda, c'è un'ignoranza da questo punto di vista, possono fare di noi quello che vogliono, perché noi siamo abituati solamente a lavorare, a pensare all'emergenza, all'urgenza, al paziente. Lei mi dica il medico che può abbassare, Francesco dico no, mi dispiace, l'orario è passato, non posso vederti, ma succede da qualche parte. No, è vero, anche perché ora comunque, direttore, fermo che le faccio la domanda a lei. Fermo. No, le faccio la domanda a lei. Ad Agna cosa succederà? Ad Agna che cosa succederà? Quello che vede. Si riempiranno i pronti soccorsi. Come dire, non accetto quello che era prevedibile 15 anni fa. Io non accetto questa cosa, quelle affermazioni, perché sia come Ordine dei Medici che come organizzazione sindacale noi ci stiamo muovendo a 360 gradi e abbiamo chiesto che dovrebbe essere il contrario, no? Perché quando un sindaco, che è la massima autorità sanitaria del comune, si vede privato del medico di famiglia, della cosa, dovrebbe, non è che uno si limita a dire, a bussare al campanello della ASL, mi dovete mandare il medico, dovrebbe cercare di capire il perché non c'è il medico. Noi sono non giorni, mesi
anni che cerchiamo il confronto con la conferenza dei sindaci, non per dire quello che bisogna fare, non bisogna fare, per prospettargli la situazione, perché come detto fino adesso tutti quanti, e Gianpiero l'ha spiegato un attimo fa, non è un mio problema. Il problema che ad Agna non c'è il medico di famiglia è un problema del sindaco e della popolazione. Io, tra l'altro, il paradosso che si è instaurato qual è? È che avendo depauperato le professioni sanitarie in questa maniera, ne hanno aumentato il costo sul libero mercato. Perché, e torniamo al discorso di prima, perché non essendoci più attrattività dentro la cosa, non essendoci più il senso di appartenenza alle istituzioni, ospedale, ASL, cioè non sentirsi parte di quel sistema, e non credere più in quel sistema. Non credere in quel sistema, e in più vedere che se me ne vado, io ci rientro dalla finestra, ma come dico io, ai patti che dico io, e guadagnando molto di più. Le professioni sanitarie da questo punto di vista tutte ci guadagnano. Nei momenti in questi momenti di crisi dove mancano, i pochi sono preziosi e il prezzo di mercato lo fanno loro, non lo fa più il sistema. Sì, dipende quanti sono. Cosa? Dipende quanti sono, perché se ne escono 5 ha ragione. Però il problema, se mettiamo ma il problema possiamo uscire anche in 100, tanto non trovano da sostituirsi. Se noi siamo in 100, siamo in 100 che rientrano da liberi professionisti. Parlavo in riferimento a quello che diceva Chiara, perché se tutti i medici vanno via hanno un mercato anche loro, ci sarà quello che prende meno per rubare il paziente all'altro. Però attenzione, perché io non ho fatto a caso, perché lei è sottile, ma non ha colto la mia provocazione prima. Io ho fatto a caso il confronto tra i medici, che è un numero chiuso, e il personale infermieristico, che non mi risulta che sia un numero chiuso. No, era un numero chiuso. Era un numero chiuso. E come si vede sono andati talmente in crisi che... Allora il problema qual è? Se io fossi il sindaco di un paese, compreso Agna, farei, sì, è giusto che faccia il clamore mediatico, ma poi andrei a chiedere a chi non ha interesse, perché noi non è che abbiamo interesse a dipingere una situazione peggiore di quella che è, anche perché, ripeto, aumenta la mia contrattualità, cioè nel momento in cui siamo in pochi possiamo chiedere di più. Se io quindi andare a chi non ha interesse a fare questa cosa, a dire ma mi spiegate perché c'è questa situazione, mi spiegate come si può risolvere questa situazione. Bene, senta, invece ora le faccio una domanda più banale, sono un cittadino di Agna, sto male, da chi vado? Il cittadino di Agna, dal sindaco. Perché il problema... Sto male, non mi mandi il problema, ma allora è chiaro che questa provocazione è una cosa, è chiaro che in questo momento non so dove andare, è l'unico punto di riferimento il pronto soccorso. Il problema, il discorso, la domanda è: c'è una soluzione alla situazione di Agna? Secondo noi una soluzione c'è, e soprattutto aumentando la sinergia tra le professioni sanitarie, il che significa che bisogna cominciare al medico di famiglia con una equipe intorno che è fatta da infermieri, è fatta da operatori sociosanitari, è fatta da amministrativi. Bene, sentite. Quindi il problema è ragionare su queste cose qua. Senta Guarneri è grande, siamo quasi in conclusione per questa puntata, se ritorniamo ci ripetiamo le cose che abbiamo detto adesso. Ci sarà in tempi brevi una soluzione? Prima Grande diceva andremo in regione e batteremo il pugno. Nel far questo riuscirete ad ottenere quello che ovviamente c'è bisogno, c'è assoluta necessità per risolvere questo problema? Allora, sicuramente i bandi di concorso che sono stati fatti da Azienda Zero per quanto riguarda il personale infermieristico danno una prima risposta importante rispetto alle necessità di tutte le strutture del Veneto, perché l'Azienda Zero ha svolto il ruolo di gestore del concorso per tutto il Veneto. I numeri che ne sono usciti sono numeri importanti, e quindi voglio dire, non è che
il concorso che è stato fatto in azienda zero non sia figlio delle pressioni delle organizzazioni sindacali, perché se aspettavamo la regione con i suoi tempi... Sì, ma riuscite a ottenere risultati positivi? Beh, certo, da quel punto di vista lì ecco, sì. Senta Guarneri, oltre a questo, sotto un aspetto di contrattualizzazione degli infermieri, è un contratto nazionale oppure ogni regione può anche avere una possibilità di aumentare, e se sì, riuscite a aumentare lo stipendio agli infermieri? Allora, contratto nazionale ha una sua storia e ovviamente dipende dalle contrattazioni che vengono fatte a Roma. La Regione può stanziare nei fondi contrattuali delle integrazioni. È stato fatto in parte durante il Covid, ma non è sufficiente, perché non possiamo pensare che alcune erogazioni siano figlie degli stati di emergenza che durano fino al 31 di marzo. Bene, il 31 di marzo sono scadute, adesso le rivendicazioni in Regione sono: guardate che è finita l'emergenza sulla carta, ma i reparti Covid sono ancora aperti. Quindi questa è un'altra rivendicazione che necessariamente noi dobbiamo fare con la Regione Veneto. La Regione Veneto, diciamo che è anche un po' permalosa nelle sue relazioni sindacali, non è che si faccia dire troppe cose e sembra sempre che tutto quello che è stato messo in campo sia perfettamente organizzato. No, la Regione Veneto ha le sue lacune, come hanno tutte le regioni italiane, e quindi può mettere anche mano al portafoglio. Quando voi ragionate con la Regione, ragionate direttamente con il Presidente Zai oppure con le varie competenze? No. Allora, è ovvio che la linea... con gli uffici? Allora sono una serie di funzionari e di dirigenti per la sanità del Veneto, voglio dire, prima era Mantoan, adesso è Flor. Certo, ma quando Grande dice andiamo in regione, oltre ad aver fatto questi passaggi e non ottenuto riscontri positivi, andate direttamente anche dal Presidente oppure no? Beh, al Presidente è giusto parlargli con gli stessi mezzi che lui utilizza, se è disposto a incontrare, voglio dire, le organizzazioni sindacali piuttosto che gli ordini professionali, noi siamo a disposizione. Ripeto, è una delega che sicuramente... Draghi a Roma incontra anche le organizzazioni sindacali, poco ma le incontra. Sì, poco. Beh, allora non mi risulta che Zai abbia questa caratteristica di incontrare le organizzazioni sindacali e neanche gli ordini professionali, se devo essere sincero, ma ha una delega all'assessore, voglio dire. Ecco, e per quanto riguarda le cooperative, come vi comporterete? Quelle che arrivano e lavorano 930 euro lordi a chiamata? Ma guardi che il sistema è legale, cioè nel senso che, ripeto, non è che il problema del medico che uno si può lamentare, non ci sono medici, allora la scelta della regione qual è? Prendo medici appena laureati e gli do degli assistiti, prendo medici ancora non specialisti e li faccio lavorare, però allora chiedo a che cosa serve la scuola di specialità se ancora prima di finirla io li impiego questi medici? Allora quando tu paziente ti trovi di fronte a uno specializzando, l'unica cosa il problema, con tutto il rispetto degli specializzanti, ma Padova è definita la Padova dei gran dottori per le più elevate competenze. Tutti quanti hanno fatto il plauso a Padova, 17 trapianti in 48 ore. Non c'è stata un'istituzione che non abbia detto che bravi. Durante il Covid ci hanno anche intitolato delle strade, delle cose, di tutto. Però poi dopo vai a vedere i gran dottori, poi dopo li trovi all'estero, perché questi giovani quando acquisiscono le competenze se ne vanno all'estero. In Inghilterra sono pieni di medici veneti che lavorano là e grazie al tesserino sanitario che abbiamo in Europa succederà che saranno i medici gran dottori all'estero. Andare in giro, me l'ha già detto tante volte, finché che non rimane più nessuno. Allora, qui diventa un problema di qualità della professione. Allora, nessuno mette in dubbio, per carità di Dio, che un medico laureato ed abilitato abbia delle potenzialità di assistenza che gli sono tra l'altro riconosciute dalla legge, che in Italia sono molto ampie. Però questo è un lavoro che si acquisisce sul campo e nel campo, per cui non c'è dubbio che un neolaureato possa
esercitare prima, dopo della specialità, sono solo 4 le specialità che non può esercitare un medico senza la specializzazione in Italia. Una di queste è anestesia e rianimazione, un'altra è radiologia, l'altra è igiene e un'altra è medicina del lavoro, su cui c'è anche una equipollenza come medici competenti per la cosa. Per il resto io personalmente posso eseguire a termini di legge anche un trapianto, decido di operarlo al cuore, lei si fida, io lo opero, poi che lo sappia fare. No, non è che lei mi opera, lei? Sì, io potrei a termini di legge legittimamente operarla, cioè ho tutti i titoli per operare la cosa. È chiaro che non mi ci metto perché, non perché non ho la qualifica professionale, che è modesto. E no, perché non mi ci metto per il semplice motivo che non ho la competenza professionale. Nemmeno io fare il paziente in questo caso. Sì, no, ma lei potrebbe non saperlo, perché guardi che una volta, fino a 20 anni fa, però mi può dare cosa. Per diventare primari non c'era bisogno della specialità. Però il dottor Ghisera sta mettendo anche un allarme a qualcuno che sta ascoltando. Ma certo che deve esserci allarme, perché il problema non è la capacità giuridica. Esatto. Allora attenzione, dobbiamo decidere. Quando si svuotano gli ospedali, si svuotano le competenze. Allora non bisogna è questo che va via la competenza. Come si dice fino adesso, e c'è stata la polemica sulla parola dottorini, dottoroni, queste sciocchezze qua. Non si deve fare la capacità giuridica, cioè io anche a patente C, ma non ho mai guidato un camion, quindi non si deve fare la capacità giuridica con le competenze. La competenza è qualcosa che soprattutto in questo lavoro si acquisisce negli anni, si acquisisce sotto un tutorato di insegnamento, non un tutorato. Se io devo chiudere. Per cui prendere, mi scusi, uno con una fionda e cacciarlo dentro un pronto soccorso, su questo bisogna stare attenti. E su questo l'ordine legale? L'ordine, sì, e termini legali, l'ordine sorveglierà, perché c'è il legale e c'è anche l'opportuno. Vi faccio il provocatore di tutti e 4 e dico: dopo questa trasmissione sono un paziente, è un cittadino italiano, un cittadino in questo caso veneto, e io dico non ne siamo usciti e non uscirà nulla da questa trasmissione qui. Io credo che difficilmente le cose miglioreranno. Può uscire, da quello, no, c'è una presa di coscienza. Esatto, può uscire una cosa che è molto importante, perché non bisogna come dire, far passare un messaggio sbagliato. La sanità del Veneto è una grande sanità dentro una grande sanità italiana. Il problema è quello, la piega che sta prendendo, la strada che sta prendendo può essere una china pericolosa. Quindi quello che deve uscire da questa trasmissione, vi permetta, è una richiesta di sorveglianza da parte dei cittadini e delle istituzioni più vicine ai cittadini, cioè ai sindaci, che prescinda dall'appartenenza politica, ma vada soltanto nell'interesse collettivo delle persone. Perfetto. Se c'è una cosa giusta che abbiamo fatto oggi è aumentare la consapevolezza dei cittadini. Crisara, Gregori, Gregori, no, Crisara volevo dire, perché nel concetto che ha fatto nell'ultima parte del ragionamento sono d'accordo con voi, che chi ha ascoltato ovviamente abbiamo sensibilizzato un problema che la consapevolezza, se non altro, magari direttore, qualcuno sfuggiva, l'abbiamo approfondito e sicuramente sarà di aiuto. Poi 2 punti a capo o punto a capo, come meglio vuole, il problema di arrivare all'assunzione di 4.500 infermieri in Veneto e di oltre 1.000 medici in Veneto, che c'è una necessità. No, quelli sono solo di famiglia, sì, sono altri 3.000. Più tutti gli altri, quelli che sono, credo sia un'utopia e credo che non ne verremo fuori, lasci finire, da questo ragionamento. Sulla sensibilizzazione delle persone io credo che abbiamo fatto qualcosina e lo ripeteremo e ne faremo delle altre, sicuramente. Se però rendessero più attrattivo l'ospedale, ritornerebbero tanti italiani che sono all'estero, anche stranieri, verrebbero a lavorare da noi. Per renderlo attrattivo bisogna aumentare gli stipendi, bisogna fare una qualità di qualità lavorativa, anche qualità lavorativa. Esatto, perché comunque mi sembra grande che sia una cosa difficile se di fronte agli interlocutori è la politica di Roma e la politica, vediamo come si sta comportando per la sanità, se, come abbiamo detto, cerca di portarla più alla privatizzazione invece che
alla sanità pubblica. Diventa difficile risolvere questo problema, molto difficile. Sicuramente. Dipende dove vuole arrivare la politica, perché se la politica dice no, rimane una sanità pubblica, allora il problema lo risolverete. Ma se la politica dice la strada che prendiamo, visto i miliardi di debito che ha la sanità in Italia, è quella di privatizzare in tutto la maggior parte, credo che non riuscirete mai a risolvere. Ma allora che lo facciano sapere a noi e anche ai cittadini. Attenzione, noi lo risolveremo comunque, perché non sta al mondo, in nessuna parte del mondo, che un medico o un infermiere non abbia lavoro. Il problema è quello che fanno i cittadini. È dei a me cittadini, lavorare per un sistema pubblico o per un sistema privato, in termini generali, io sono ora e sempre per il sistema pubblico. Non so se era presente una trasmissione, abbiamo parlato di economia, in questa trasmissione, quando abbiamo detto sono aumentate le tasse, sono aumentate il gas, la luce, la corrente, la benzina, il pane, l'olio, è aumentato tutto. Allora io una provocazione, ovviamente avevo dei tecnici sotto un aspetto ovviamente di questo ramo, ovviamente ho detto la politica italiana sa quanti soldi ognuno di noi ha in tasca, e nel conto corrente c'era lei, e la politica italiana sa fino a dove può arrivare e sa dov'è il punto di caduta? La gente su 60 milioni dice beh, ce ne sono 5 che protestano, non sono pochi. 55 possono superare alle esigenze economiche che abbiamo imposto loro e pagano, brontolano e pagano, ma se la situazione è opposta, sono i 55 che si arrabbiano, è un po' diverso. Capito? Oggi io credo che la politica italiana sa benissimo dove vuole arrivare, non sono stupidi come qualcuno pensa. Ma la mia preoccupazione è proprio quello che dice lei, che questa situazione non è una situazione casuale, è un progetto partito da lontano che il Covid ha accelerato. Sì. Anche perché per tornare a cifre... Li ha messi anche un po' in difficoltà. E li ha messi in difficoltà perché gli ha fatto esplodere la bomba, non quando avevano deciso loro. Esatto. Hanno sbagliato la spoletta. Pensando di lasciarla ai politici del futuro. Hanno sbagliato la spoletta. Perché poi bisogna andare a votare. Hanno sbagliato la spoletta. Grazie. Una cosa che possiamo fare comunque adesso, in questo momento... Parliamo degli infermieri, ma penso anche che la cosa sia rivolta verso i medici, è comunque non perdere il personale che abbiamo, perché comunque Azienda Ospedaliera di Padova ha chiamato 92 infermieri, notizie di questi giorni, ma io ribadisco, in 15 giorni 3 infermieri dell'azienda ospedaliera di Padova mi hanno chiamato per sapere come dare le dimissioni. Ok, non possiamo assumerne di più per un tetto di spesa, ma almeno cerchiamo che quelli che ci sono rimangano, migliorando la loro qualità economica e lavorativa. Certo. Questo richiedono gli infermieri. È stato chiarissimo. Grazie Gianpietro Aguscio, davvero grazie anche a Domenico Griserà, ad Andrea Gregori e a Luca Grande. Grazie, spero che questa trasmissione sicuramente avrà sensibilizzato ovviamente la gente che ci ha ascoltato. E grazie a voi. Sia che d'aiuto che qualcuno dall'alto l'abbia seguita e possa fare qualcosa per migliorare questa situazione. Invece do appuntamento ai nostri telespettatori a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.